Buongiorno da Focus TG. Sono ormai passati 5 giorni dalla scomparsa di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta. Continuano le ricerche con droni e elicotteri, con centinaia di uomini mobilitati, ma non ci sono tracce dei due ragazzi né della Fiat Punto, che è stata però localizzata in Alto Adige. L'ultimo avvistamento, premesso che di avvistamenti ne sono arrivati tanti, ma molti sono risultati non fedeli alla realtà, l'auto di Filippo Turetta è stata avvistata certamente nei pressi del confine austriaco, in Alto Adige, come sapete, nei pressi di Dobbiaco e di San Candido. Da lì si può entrare in Austria e raggiungere facilmente Linz e al limite proseguire verso Vienna. Quindi è chiaro che si pensa, si ipotizza che l'auto di Filippo Turetta abbia imboccato, dopo aver percorso l'Alemagna, essere arrivata a Dobbiaco e a San Candido, la strada che porta oltre il confine austriaco. È una speranza, potrebbero essere andate diversamente le cose, i due giovani potrebbero essere invece in un bosco circostante in Alto Adige, quindi ci sono tantissimi luoghi in cui ci si può nascondere, in cui si può trovare rifugio. Ditemi, regia, se abbiamo la Valentina Visentin in collegamento da Torreglia, che è il paese in cui vive la famiglia di Filippo Turetta. A te subito la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo a Torreglia, sempre davanti alla casa dove abita la famiglia di Filippo Turetta. Abbiamo provato a suonare ma non c'è nessuno ci ha risposto. Pensiamo che anche oggi siano ancora fuori i genitori, probabilmente convocati in caserma. Sembra che ieri sera siano stati in caserma a Teolo per consegnare il PC di Filippo, altro strumento oltre al cellulare che si è portato ovviamente con sé, ma come ben sappiamo i ragazzi, soprattutto chi studia all'università, usa molto il PC e quindi anche dal computer del ragazzo potrebbero arrivare informazioni utili per ricostruire questa fuga, una fuga dai tanti interrogativi, perché come avete già detto l'auto è stata segnalata più volte in tutta la regione, al confine con il Friuli Venezia Giulia e poi diretta verso nord. Ci sono tanti interrogativi su questa fuga, difficile, appunto impossibile tracciare il percorso preciso perché i cellulari dei due ragazzi sono staccati. Oggi però scusate, oggi era la giornata in cui Giulia si sarebbe dovuta laureare. Noi questa mattina siamo andati all'esterno del Dipartimento DEE di Ingegneria in via Gradenigo a Padova, dove alle 8:30 Giulia era attesa e la sua procedura di laurea formalmente è stata congelata perché non aveva inviato il file finale della tesi, l'ultimo step per essere ammessa alla seduta, ma come ci hanno raccontato il direttore di Dipartimento, Giulia è sempre attesa. E sentiamo come le voci raccolte questa mattina all'esterno del Dipartimento di Ingegneria di Padova. Le sessioni di discussione sono qui fino a mezzogiorno, quindi lei si può presentare in qualunque momento e troveremo il modo di gestire anche la sua presentazione. Anzi, ci auguriamo. Giulia, ti aspettiamo. La speranza che Giulia Cecchettin varchi la soglia del Dipartimento di Ingegneria in via Gradenigo a Padova rimane. Allora, Giulia è attesa oggi alla sessione di laurea. Sì, l'ho conosciuto, io ho fatto l'esame, hanno fatto l'esame con me di fondamenti di elettronica, quindi sono ragazzi che hanno studiato qui con noi, che li abbiamo formati, li abbiamo fatti crescere e quindi anche il nostro voglia e orgoglio di laurearli. Giulia la stiamo aspettando. Se uno non consegna la tesi può essere anche un messaggio che gli manca qualcosa da finalizzare, si vuole laureare tra qualche tempo, c'è una sessione di laurea anche a novembre, quindi non è scaduto niente. Se lei oggi si presenta e ci fa vedere la tesi completa, noi gli diamo la possibilità senz'altro. I professori continuano ad aspettarla e per lei rimane aperta la possibilità di discutere la tesi anche se la ragazza non ha completato l'ultimo step necessario, l'inserimento del file con la versione finale nel sistema informatico dell'università. Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento, era stato professore sia di Giulia che di Filippo.
Posso ricordare, nell'ambito di quello che può essere ricordo di un professore universitario che ha 150 studenti in aula, che fa degli esami, a volte c'è un'interazione più stretta con qualche studente che viene a parlare, a volte meno. Sicuramente il giudizio è positivo, avendo superato l'esame i due ragazzi hanno fatto sicuramente un buon risultato. Silvia Todros, relatrice di Giulia, evita le telecamere, nessuna parola, ma la storia della scomparsa dei due ragazzi ha scosso tutto il Dipartimento di Ingegneria. Me li ricordo che erano entrambi al mio corso, però non me li ricordo. Un pensiero per questa ragazza che oggi avrebbe dovuto laurearsi, invece non è qui. Ci ha colpito tutti, quindi siamo tutti un po' scossi per questa notizia. Oggi i ragazzi previsti nella sessione di laurea insieme a Giulia hanno rivolto un pensiero alla giovane. Mi dispiace tantissimo per questa situazione, spero che si ritrovino tutti e due molto presto. Conoscevi Giulia? Non personalmente, di vista, l'ho vista in aula. Che effetto ti fa? Oggi era prevista? Un po' di tristezza, che speravo che tornasse, purtroppo non è successo, quindi non so che altro dire. Cosa può essere successo? Magari un po' di tensione, di preoccupazione per la laurea? Può essere, però non lo so, minima idea. Spero niente di grave e che si possa risolvere tutto. Sicuramente è una situazione sconvolgente, quello sicuro. Il punto è che non ho avuto modo di conoscerla, ne avevo sentito parlare, mi sono subito informato perché fa subito notizia una roba del genere, però ecco, non saprei dire altro sull'argomento, cioè solo che fa strano, ecco, c'è gente che passa qua tutti i giorni e poi di colpo viene a mancare. Ecco. Io spero solo il meglio, purtroppo queste cose siamo abituati a vederle, quindi mi auguro veramente che non sia una delle solite volte. Gli studenti sono scossi e anche chi non si deve laureare ma conosceva Giulia di vista riesce a stento a trattenere la commozione. Cioè solo di vista veramente non è un bel momento. Non me la solo quando li vedevi insieme come ti sembravano? Ma una coppia normalissima, cioè nel senso io non penso niente su questa situazione. Avete sentito le voci raccolte questa mattina alle 8:30 al Dipartimento di Ingegneria, dove c'era la seduta di laurea a cui doveva partecipare Giulia Cecchettin, tanta commozione tra gli studenti che si dovevano laureare e anche quelli che insomma gravitano all'interno del Dipartimento e che avevano visto questi ragazzi e che li conoscevano anche seppur di vista. Dunque ci sono ancora tanti interrogativi a cui rispondere, il fatto che insomma la fuga duri ormai da 5 giorni e che non sia stato tracciato alcun movimento anche di bancomat, perché i genitori hanno detto che di solito Filippo utilizzava un PostePay ma molto probabilmente ha dei contanti e quindi sta utilizzando questi, cioè di fatto che insomma questi ragazzi stanno in giro da 5 giorni ormai e è un mistero come insomma la fuga si stia svolgendo. Valentina, ieri sera risulta che i genitori, anche i genitori di Filippo Turetta, siano andati nella caserma dei Carabinieri, sono stati convocati ieri sera. Sì, sono stati convocati per consegnare il PC di Filippo, PC appunto computer utilizzato dal ragazzo. Diciamo che è una procedura, come in mattinata erano stati convocati sì, il papà di Giulia Cecchettin che aveva portato in caserma a Vigonovo il PC, anche i carabinieri di Teolo, che è la stazione più vicina a Torreglia dove vive la famiglia, hanno chiesto insomma di poter acquisire il portatile del ragazzo, uno strumento che Filippo utilizzava molto spesso per gli studi ma anche per comunicare. Quindi i carabinieri stanno cercando di ricostruire nei dettagli tutti gli ultimi spostamenti e movimenti del giovane. Valentina, un'altra cosa, Filippo risulta essere un ragazzo tranquillo, normalissimo, però ci sono testimonianze che hanno riferito di atteggiamenti piuttosto impulsivi nei confronti di Giulia. La sorella Elena ha descritto una situazione in cui era diventato piuttosto assillante, ossessivo, era geloso, e c'è addirittura l'ipotesi che Giulia possa essere stata rapita dall'ex fidanzato per evitare che potesse proprio laurearsi questa mattina, perché il conseguimento della laurea si
si è detto, avrebbe allontanato, secondo Filippo, ulteriormente questa ragazza dalla sua vita. Ci sono riscontri, altre conferme su questo? Questa è l'ipotesi che ha preso maggiormente piede, perché i ragazzi si erano conosciuti nell'ambito universitario, stavano frequentando lo stesso corso di laurea. Giulia appunto si doveva laureare, a Filippo mancavano qualche esame e anche dopo la rottura del rapporto i due continuavano a sentirsi e vedersi proprio con la scusa dell'università, della condivisione degli appunti o del percorso di studi. Il fatto che Giulia fosse prossima alla laurea quindi significava che la scusa per sentirsi, insomma, il motivo dell'università sarebbe venuto a mancare per Filippo, perché lui avrebbe invece continuato a frequentare l'università per poter sostenere gli esami che mancavano alla laurea. Quindi ieri lo zio Andrea, lo zio di Giulia, ha detto ai microfoni: proviamo a immaginare, a pensare che molto probabilmente ci sia stata questa paura, il fatto che magari Filippo non volesse che Giulia si laureasse prima di lui, e infatti ha rivolto un appello dicendo: spero che torniate e così possiamo posticipare e fare la festa assieme. Insomma, un messaggio anche per distendere la tensione di queste ore, e quindi anche l'ambiente universitario, la carriera universitaria di questi ragazzi può essere la chiave di lettura di questo mistero. Per quanto riguarda il carattere del ragazzo, noi abbiamo anche sentito poco fa di nuovo il dirigente della pallavolo, la squadra dove aveva militato Filippo fino all'anno scorso. Lo ha definito sempre un ragazzo molto tranquillo, e sia in campo che fuori dal campo. Giulia l'avevano vista poche volte, ma era sembrata una ragazza tranquilla e non avevano percepito segnali di tensione tra i ragazzi. Però ovviamente si tratta di incontri in campo, e quindi magari è limitati. Quello che è veramente l'effettivo rapporto tra i ragazzi lo possono raccontare i familiari, e come ha detto Elena, la sorella di Giulia, c'era questo aspetto della possessività, del voler leggere dei messaggi, che andrà ovviamente sicuramente spiegato, e che molto probabilmente può essere che i genitori di Filippo abbiano anche raccontato ai carabinieri. Va bene Valentina, grazie molte per ora, richiedici la linea nel caso arrivino altre notizie. Viviamo nella speranza che a un certo punto ci sia finalmente una traccia dei due ragazzi scomparsi. Adesso sentiamo cosa ha detto questa mattina il papà di Giulia, il signor Cecchettin. È una intervista che è stata realizzata dal Gazzettino. Sentiamo. Il messaggio ormai è sempre quello, no? I giorni passano, l'angoscia aumenta perché ogni giorno che passa è sempre peggio, e anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. Penso si veda anche, no? Certo. Se poi oggi sarebbe anche un giorno particolare, insomma. No, oggi mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggia assieme a mia figlia. Questo non può essere, no? Nella vita di tutti noi un momento di felicità trasformarsi in un momento di dolore non è concepibile. Rinnoviamo l'appello, fate in modo che Filippo torni, e magari raggiungendolo con qualche messaggio anche di distensione. Come abbiamo detto prima, nessuno vuole fare processi adesso, non è il momento dei processi, vogliamo solo riabbracciare questi due ragazzi. Però lei è convinto che comunque in qualche modo lei non è quella sensibilità? No, fuori discussione, Giulia non restava fuori 2 ore senza comunicarlo, quindi ogni sua mancanza da casa era pianificata, anzi chiedeva posso, anche se aveva 22 anni avrebbe potuto farlo, quindi aveva rispetto in primis verso la sua famiglia, che non avrebbe mai fatto. Poi le testimonianze le abbiamo sentite tutti, quindi io quando ho sentito la testimonianza del ragazzo che ha visto che in parcheggio stava succedendo quello, stavo per venire, perché un papà non può sentire che la figlia viene trattata in quel modo.
faccio un appello anche a voi giornalisti, cercate di dare informazioni e verificarle, che siano veritiere, perché possono distrarre magari le autorità da reali possibilità, perché se erroneamente vengono date informazioni sbagliate arrivano anche altre informazioni sbagliate, quindi tutto genera entropia e questo non è quello di cui abbiamo bisogno di informazioni veritiere, foto, video, che così possiamo vagliare. A me ha colpito molto quel post che ha fatto della voce che rimanca, cioè, una cosa che mi ha... Cioè, lei me lo diceva 5 volte al giorno, ogni volta che ci si vedeva mi diceva ciao papino, e quello è il lume, no, che ti riscalda il cuore quando torni a casa. E già abbiamo subito una perdita un anno fa e ancora ne stiamo facendo le conseguenze, quindi sentire non voglio pensare. E questo era il papà di Giulia, che ricordava peraltro la scomparsa un anno fa della moglie, della mamma e della mamma di Giulia, per cui è un lutto che ha segnato molto questa famiglia. Adesso andiamo proprio a Vigonovo, vedo davanti alla casa della famiglia Cecchettini Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui appunto davanti alla casa di Giulia. Siamo anche da poco passati davanti alla caserma dei Carabinieri, dove però al momento non c'era nessuno. Sembrerebbe che potessero essere convocati nuovamente a breve o che siano stati lì nel corso della mattinata, ma abbiamo visto da poco fa rientrare in casa il papà e c'era anche il figlio minore, dunque il fratello più piccolo di Giulia. Questa mattina però è iniziato un briefing davanti alla tenenza dei Carabinieri di Dolo, proprio tra i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, per coordinare tutte le operazioni di ricerca, visto che ieri poi erano state interrotte anche perché era diventato buio, e quindi capire questa mattina come coordinarsi e come distribuire queste ricerche. A seconda poi della specificità dell'area hanno deciso poi dove andare. Si sono concentrati ancora su alcune zone lungo il Naviglio del Brenta, e inoltre da questa mattina sono operativi anche ben 60 volontari della Protezione Civile messi a disposizione dalla città metropolitana. Tutto questo nell'ambito di un piano di ricerca persone scomparse attivato su richiesta della Prefettura di Venezia. Sono ricerche a 360 gradi, ricerche che stanno ormai proseguendo da giorni e giorni, e quindi anche le ore di angoscia che stanno vivendo i familiari sia di Giulia che di Filippo sono davvero tante, davvero troppe. Giorni di angoscia, giorni di tensione, in qualche misura anche sembra stiano vivendo una situazione un po' surreale per certi versi, almeno questo è quello che si percepisce quando lì si incontra appunto. Proprio ieri il papà di Giulia, come ha fatto nuovamente anche questa mattina, ha rinnovato ancora una volta l'appello: chi li vedesse segnali l'auto, però ovviamente che siano informazioni sicure e precise e non frutto magari della fantasia di qualcuno, perché ovviamente è successo anche questo. È abbastanza probabile che gli investigatori stiano seguendo una pista, una determinata pista, quindi quasi una pista certa, però ovviamente non è dato saperlo, perché le bocche sono cucite, come è stato sempre in questi giorni. Questa mattina lì al briefing di Dolo c'era anche il generale Conforti dei Carabinieri del comando provinciale che sta seguendo passo dopo passo le indagini, però ovviamente, come ripeto, le bocche sono cucite. Noi continuiamo a rimanere qui in attesa e a seguire passo dopo passo l'evolversi di questa vicenda. Ecco Ilaria, come dicevi, le ricerche sono in corso anche a Fossò, e questo contrasta un po' con il fatto che l'auto sia stata avvistata. Sembra attendibile questa segnalazione, sembra confermato che l'auto fosse diretta verso il confine con l'Austria in Valpusteria dopo San Candido ed Obbiaco.
Ci sono, che tu sappia, novità sulle tracce di sangue che sono state trovate a Fossò in zona industriale? Perché sono in corso esami di laboratorio per capire a chi possa appartenere questo sangue, ma finora mi pare che non ci sia notizia a riguardo, no? Esattamente, proprio così, non ci sono ancora notizie in merito. Lunedì mattina gli uomini della scientifica hanno effettuato tutti i rilievi del caso, ma ancora non è dato sapere a chi appartengano quelle tracce di sangue che sono state trovate lì in via Prima Strada nella zona industriale di Fossò. Quel che è certo è che comunque alle 23:30, dunque dopo circa 15 minuti dal vicino di casa che aveva sentito questa discussione tra i due proprio a 50 metri dalla casa di Giulia, quindi questo alle 23:15, alle 23:30 l'auto di Filippo è stata vista passare nella zona industriale di Fossò, dopodiché sono stati registrati successivi spostamenti, quindi è anche per questo che le ricerche si stanno concentrando su quella che può essere stata la strada percorsa dall'auto di Filippo per arrivare prima nel Trevigiano e poi nel Bellunese, le altre zone dove è stata avvistata, e ecco perché appunto le ricerche si stanno concentrando anche in questa zona. Però per quanto riguarda le tracce di sangue ancora non si sa nulla, o meglio non è ancora trapelato nulla. Probabilmente gli investigatori stanno analizzando tutti i rilievi che hanno effettuato. C'era il confronto con il DNA da fare sia con il DNA di Filippo che con il DNA di Giulia, probabilmente anche quello che non viene detto è utile all'andamento delle ricerche, forse anche perché se l'auto di Filippo sta continuando a girare, visto che è stata vista anche ieri mattina, quindi questo sembrerebbe essere stato l'ultimo accertamento, probabilmente potrebbe essere anche questo il motivo per cui si continuano a lanciare gli appelli a Filippo di ritornare. Ieri qui nella caserma dei Carabinieri di Dolo il papà di Giulia ha portato anche il suo computer, così come hanno fatto i genitori di Filippo ai Carabinieri di Teolo, come si diceva prima, che hanno portato appunto il tablet di Filippo, quindi probabilmente stanno scavando nella vita di entrambi per cercare di capire se ci sono ulteriori dettagli che possano essere utili a capire che cosa è accaduto e sta accadendo in queste ore. Ecco, senti Ilaria, prima di salutarti, sta emergendo un ritratto anche attraverso le parole della sorella di Giulia, Elena, che poi sentiremo, è stata intervistata da Mattino 5, un ritratto diverso da quello di un ragazzo molto tranquillo e molto mite, perché con Giulia sembra che dopo la rottura sia diventato oscillante, fosse geloso, si parla addirittura della possibilità che l'abbia sequestrata per evitare che oggi andasse a laurearsi, no? Quindi qui non c'è solo competizione così comprensibile, c'è qualcosa di più. Se fosse così sarebbe un comportamento che potrebbe essere attribuito ad un ragazzo in qualche modo disturbato. Da questo punto di vista che conferme hai avuto? Cioè è proprio vero il ritratto di un ragazzo molto, molto semplice, molto calmo, o può essere stata un po' stalkerizzata, tra virgolette, Giulia negli ultimi tempi? Secondo quanto riferisce Elena, la sorella di Giulia, lui era un po' pressante e assillante soprattutto in questi ultimi 2 mesi, ovvero da quando si sarebbe interrotta la relazione sentimentale a fine agosto. Vero è che comunque erano rimasti in una sorta di rapporto di amicizia, motivo per cui sabato pomeriggio l'avrebbero trascorso insieme. Lui era venuto qui a prendere Giulia, poi si sono recati al centro commerciale La Nave de Vero, lì per fare qualche
acquisto per appunto la laurea, come è stato raccontato in questi giorni, tanto che poi i messaggi con la sorella, l'ultimo delle 22:45, erano proprio uno scambio di battute sulle scarpe da poter indossare. Quello che poi sia successo dopo lo si sta cercando di capire. I genitori di Filippo hanno sempre detto, l'hanno dipinto come un ragazzo tranquillo, anche se da un'ultima dichiarazione del papà è emerso un altro particolare, ovvero che era un ragazzo molto previdente, quindi che non lasciava nulla a caso. Dunque, secondo questa dichiarazione, sembrerebbe difficile che possa essersi trattato a questo punto di un colpo di testa. Ecco, magari forse poteva averlo pensato prima, però ovviamente in questo caso il condizionale è d'obbligo, perché è tutto in mano agli inquirenti. Una cosa però che prima ho dimenticato di dire, molto importante, che riguarda sempre la zona di Fossò, sono state richieste dai carabinieri all'azienda Dior, che si trova proprio in quella strada, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, perché sarebbero le uniche innanzitutto attive 24 ore su 24, dunque che avrebbero ripreso sicuramente anche quello che può essere accaduto sabato sera, e soprattutto con delle riprese da varie angolazioni. Quindi al vaglio ci sono queste immagini che potrebbero essere d'aiuto e aver rivelato anche dei dettagli, dei particolari che non sono stati resi noti, ma che sono in mano di sicuro agli inquirenti e che potrebbero anche essere il motivo per cui non fanno trapelare nulla. Un altro dettaglio importante è l'appello congiunto che 2 giorni fa hanno fatto le 2 famiglie. I genitori di Filippo, che erano proprio qui nell'abitazione di Vigonovo insieme al papà di Giulia, sono usciti insieme per fare un appello, per farsi vedere uniti, quindi probabilmente per lanciare un ulteriore messaggio a Filippo, ai 2 ragazzi: ritornate. Quello che si dice è: ritornate, risolveremo tutto, non è successo niente, siamo qui per appoggiarvi. Per quanto poi riguarda invece quello che hai detto poco fa della laurea, gli zii di Giulia, che abbiamo sentito, lo zio ieri, la zia l'altro ieri, hanno proprio avrebbero identificato un po' come la chiave di questa sparizione appunto la laurea imminente di Giulia, mentre per quanto riguarda Filippo mancavano ancora 3 esami e poi la tesi, quindi potrebbe anche essere questa una motivazione. Lui forse si sentiva perso, e questo rapporto di amicizia sapeva che forse non sarebbe potuto continuare, perché una volta laureata Giulia avrebbe preso un'altra strada, quindi è possibile anche che potesse voler posticipare questa laurea di lei, in modo da poterla poi fare insieme magari nella sua testa. È una delle ipotesi, perché poi le piste sono ancora molte. Di grazie molte, richiedici la linea in qualsiasi momento. Grazie. Buon lavoro. Vi dicevo di un'intervista di Mattino 5 ieri alla sorella di Giulia. Elena è interessante, ha un suo valore, sentiamone una parte. Anche da soli in amicizia, ovviamente queste uscite si erano diradate da quando si erano lasciati, però tante volte magari Giulia non aveva voglia di uscire e lo faceva solo perché lui insisteva tanto, oppure appunto perché le dispiaceva lasciarlo da solo, però non aveva voglia, insomma avrebbe preferito fare altro, stare a casa. Elena, le ha mai per esempio probabilmente appunto le ha mai per esempio raccontato di accadimenti tipo, non so, tipo un po' magari poteva aver alzato la voce in alcuni momenti o averla strattonata o cose di questo tipo? A livello fisico non mi ha mai detto niente. Io comunque diciamo che io sono una persona molto protettiva nei suoi confronti e in generale, nel senso, ho poca fiducia in tutto. Insomma, dicevo, se succede qualcosa a livello fisico, se ti fa del male, dillo almeno a me, nel senso che almeno io devo saperlo. Lei non mi ha mai detto nulla di tutto ciò, quindi io appunto non ero troppo serena, perché sapevo che questo continuare a vedersi anche dopo la rottura non la faceva stare bene, però non potevo immaginare che potesse farlo.
Ovvio, non abbiamo capito. Allora è interessante, importante questa intervista perché in qualche modo confermano i sospetti di un rapporto che era finito ma che continuava con un'amicizia e anche con una certa tensione, con certe aspettative da parte di Filippo, ancora la gelosia, quindi ha un suo significato. Torneremo a parlare dei due ragazzi scomparsi, siamo sempre in attesa di una buona notizia, la speranza di tutti a questo punto, a cinque giorni dalla scomparsa di Filippo e di Giulia. Intanto andiamo avanti con una importante operazione, siamo alla cronaca in Veneto, 60 indagati, 19 ordini di misure cautelari, è stata sgominata dalla Guardia di Finanza una pericolosa banda di narcotrafficanti, la GDF di Padova. Operavano tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Sentiamo Chiara Gaiani. 19 ordini di custodia cautelare eseguiti dalla Guardia di Finanza di Padova, 14 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, 65 gli indagati. A capo di una banda che trafficava in droga con tutta Europa, un albanese con base operativa a Ponte di Piave in provincia di Treviso e con depositi a Musile ed Eraclea nel Veneziano. Gli arresti sono stati eseguiti anche in Germania e in Albania, dove si trovava appunto il capo con la moglie e il figlio, anche loro coinvolti. In totale sequestrati oltre 4 quintali di droga, molto pericolosa perché la banda spietata la immetteva sul mercato tagliata anche 8 volte. Un'organizzazione criminale al passo coi tempi, si avvaleva infatti di un sistema Matrix di comunicazione criptato dove i trafficanti avevano creato una chat a cui si accedeva solo su invito e con l'utilizzo di telefoni albanesi. E questo era Francesco Rattai per questa operazione della Guardia di Finanza di Padova. Andiamo avanti con Bassano e vediamo una notizia che riguarda un 29enne bassanese che è finito in manette, è accusato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale per aver aggredito i carabinieri. Questo non lo abbiamo ancora, ma ne parleremo tra pochissimo. Allora andiamo sul servizio che riguarda le acciaierie venete, l'incidente che sul lavoro, 3 le persone iscritte nel registro degli indagati dalle acciaierie venete di Padova e ieri c'è stato un sopralluogo della procura nel capannone che è ancora sotto sequestro. Questo ce l'abbiamo, dobbiamo averlo. Vediamo. 13 maggio 2018, 27 ottobre 2023 sono le date dei gravi incidenti accaduti nel capannone delle acciaierie venete di Riviera Francia a Padova, dove oggi tornerà il PM Marco Brusegan, accompagnato dal consulente incaricato di ricostruire la dinamica dell'ultimo. 4 gli operai rimasti feriti il 27 ottobre, 3 in modo leggero, un quarto con ustioni sul 30% del corpo e diverse fratture, è ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova. Per l'incidente sono indagate 3 persone, l'ultimo in ordine di tempo un operaio, collega dei feriti. Era lui a maneggiare la barra di comando usata per manovrare la vasca contenente acciaio fuso. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un errore di eccessivo carico del cassone che trasporta acciaio fuso alla temperatura di 1600 gradi. Il consulente dovrà ricostruire i vari passaggi utili ad accertare se ci sia stato errore umano o se l'incidente sia stato determinato da omissioni nei dispositivi di sicurezza. È ancora in corso il processo per l'incidente del maggio 2018 che costò la vita a 2 operai, Sergio Todita e Marianna Bratu. E purtroppo un altro gravissimo incidente di lavoro nel Trevigiano sembra che sia stato provocato da un tragico errore umano. Vediamo, siamo a Pieve di Soligo. Sta in questo abbraccio tutta la disperazione dei vertici aziendali per quello che è accaduto ieri pomeriggio alla Boccon di Pieve di Soligo. Ho visto un dramma nel dramma, al di là del dramma gravissimo della perdita di un figlio, di una figlia,
anche una famiglia distrutta nel vedere che un proprio dipendente è venuto a mancare. Disperazione per l'ipotesi tremenda che la morte di Anila Grisciai sia stata causata da un tragico errore umano. E questa è la traccia su cui sta indagando la Procura di Treviso e per la quale anche questa mattina i tecnici dello Spisa erano all'interno dell'azienda che produce surgelati per la ristorazione. Tutto sarebbe accaduto in pochi istanti intorno alle 16 di ieri. Anila, che da 5 anni è impiegata in azienda e da qualche mese era stata promossa a capolinea, sta operando con una nuova macchina imballatrice. Si tratta di un braccio meccanico che avvolge i prodotti finiti con del cellophane per il trasporto. Finita l'operazione, la giovane si sarebbe avvicinata al bancale per un controllo, uscendo dalla visuale della console comandi, proprio mentre un collega stava sopraggiungendo. Non vedendo nessuno, l'operaio avrebbe riavviato la macchina, che ha avvolto anche la ragazza con una pressione tale da spezzarle alcune vertebre del collo. Una tragedia che si sarebbe consumata davanti alle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati ora sono al vaglio del pubblico ministero Francesca Torri, che sta indagando anche su possibili disattivazioni di sensori di sicurezza dell'impianto all'interno del fascicolo aperto per il reato di omicidio colposo. Una vicenda quindi tutta da chiarire, per la quale né l'azienda, oggi chiusa e con la produzione sospesa, né la famiglia della vittima originaria dall'Albania ma da decenni residente a Miane ora vogliono parlare. Famiglia che ieri accusava le forze dell'ordine di averla avvertita ben 3 ore dopo l'accaduto. A rispondere oggi il sindaco di Pieve di Soligo, a cui è toccato l'ingrato compito di avvertire i genitori. Io dico solo che rispetto all'incidente che c'è stato, se fossero stati avvisati prima, avrebbero atteso ancora di più, perché purtroppo l'incidente è stato complesso. Si è dovuto attendere tutta una serie di sopralluoghi, verifiche e è stato a un certo punto possibile far accedere all'area dell'infortunio la famiglia e lo abbiamo fatto e permesso. Oggi in regia Italo Morao e Mattia Pizzaia. Vediamo le immagini di un salvataggio di un pescatore che era finito dentro delle sabbie mobili a Ponte di Piave. Ci sono stati attimi di paura, l'uomo era sprofondato fino all'ombelico rimanendo bloccato, però è riuscito a chiamare con il telefonino il 115 e una volta individuato in mezzo alla vegetazione un elisoccorritore si è calato raggiungendo il pescatore, che è stato imbragato per essere tirato fuori dalla trappola di fango e issato a bordo dell'elicottero. Il velivolo è poi atterrato in uno spiazzo dove erano presenti le squadre di terra dei vigili del fuoco, sul posto anche i sanitari del SUAM. Questo è il momento in cui l'uomo viene portato a bordo, se l'era vista veramente brutta perché stava sprofondando nel fango e qui è stato appena recuperato. Alla fine, dopo l'atterraggio, si è visto proprio molto bene come era, che cosa aveva dovuto soffrire. Avete visto, proprio completamente avvolto dal fango, potremmo dire. Vediamo purtroppo un altro incidente, non si ferma la serie degli incidenti mortali. In questo caso è successo nel tratto in costruzione della strada pedemontana veneta a Montecchio Maggiore, è deceduto un vigilante del servizio di Luisa Bertini. Incidente mortale sul tratto in costruzione della strada pedemontana veneta tra i caselli di Montecchio Maggiore e Valle Agno in provincia di Vicenza. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco accorsi sul posto stamattina, un'auto di un vigilante notturno sarebbe andata ad impattare durante la notte, per causa in corso di accertamento, contro una macchina operatrice del cantiere. Ad intervenire questa mattina, dopo l'allarme dei colleghi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vicenza che ha estratto l'autista bloccato tra le lamiere per affidarlo alle cure del personale sanitario. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUAM non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri e gli uomini della polizia stradale. Incidenti stradali, ma anche i furti. Non facciamo che darvi conto di quello che sta succedendo sul nostro territorio, furti in abitazione, furti negli esercizi commerciali. Qui siamo a Schio ed è stato denunciato per un furto aggravato un uomo ai danni di per aver tentato un furto ai danni di una tabaccheria.
Danneggia la vetrina di una tabaccheria a Schio utilizzando un tombino per poi dileguarsi. Per questo era stato richiesto l'intervento dei carabinieri nella notte di domenica per un presunto tentativo di furto. Da lì le indagini che si sono sviluppate dall'ascolto dei testimoni alla visione delle immagini di videosorveglianza che hanno permesso di risalire ad un cittadino rumeno senza fissa dimora che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato. E ovviamente le istituzioni seguono quella che è una situazione difficile e spesso arrivano i capi della polizia, in questo caso Vittorio Pisani, che è stato in visita a Padova sia per aggiornarsi su quello che sta accadendo a Padova e in provincia sul versante della sicurezza, ma anche per ricordare i caduti delle forze dell'ordine. Sentiamo Francesco Rattai. Intensa giornata padovana per il capo della polizia Vittorio Pisani. Arriva in questura dove ha presenziato insieme alle autorità cittadine all'intitolazione di una sala all'agente scelto Arnaldo Trevisan, ucciso da un rapinatore che stava inseguendo il 16 maggio del 1988. Un sacrificio, quello di Trevisan, che racconta dei tanti caduti tra le forze dell'ordine. Tutti sono un costante esempio per noi. Come ho detto, una grande iniziativa anche del questore qui presente che ha voluto porre al muro le fotografie di tutti i nostri caduti, perché è importante che i nostri giovani allievi agenti, i nostri giovani colleghi funzionari quando entrano in servizio devono ricordare che ci sono appunto dei nostri colleghi che hanno sacrificato la vita al servizio della comunità e che sono un esempio costante quotidiano per il nostro dovere. Occasione pubblica per il questore di Padova, Antonio Sbordone, per salutare la città. Che me ne vado con grande rammarico, per una bella sede naturalmente non può che farmi piacere questo, però credo di poter dire che è uno tra i posti dove sono stato meglio per tanti motivi. Una bella questura, una bellissima comunità che lascio con rimpianto. Le celebrazioni si sono poi spostate in via Acquapendente, dove sono stati celebrati i 75 anni del secondo reparto mobile. Sì, un reparto storico che è intervenuto in tante purtroppo tragedie che questo nostro paese ha vissuto. Un reparto fatto di, consentitemi, di appartenenti molto gloriosi che nel passato si sono distinti soprattutto in molte operazioni di soccorso pubblico. Sempre nella caserma Ilardi è stato inaugurato un nuovo centro operativo della Polizia Stradale, uno strumento per soddisfare la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Noi dobbiamo avere la capacità quotidianamente di essere al passo con i tempi e di adeguare la nostra struttura e la nostra capacità per soddisfare le esigenze della collettività, che sono sempre più, come dire, una collettività sempre più esigente. In questo dobbiamo avere la capacità di essere al passo con i tempi e di saper cogliere quelli che sono i bisogni di sicurezza della collettività, affinché il nostro servizio sia un servizio che il cittadino possa ritenere soddisfacente. Ha rischiato grosso un uomo di Piombino Dese, un 41enne, perché la polizia, le forze dell'ordine fanno del loro meglio, ma qui siamo nel Far West e c'è stato l'ennesimo regolamento di conti tra due famiglie rom e poteva andare peggio ad un 41enne. Vediamo. I carabinieri sono al lavoro sul regolamento di conti tra due famiglie rom avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Palù a Piombino Dese. Secondo una prima ricostruzione, al termine dell'ennesimo diverbio, un 41enne che stava tentando di scappare dal posto a bordo di un'auto è stato raggiunto da 3 colpi di pistola che hanno infranto il lunotto posteriore del veicolo, forato il bagagliaio, con l'ultimo che si è conficcato nel parabrezza. Il 41enne, che vive a Piombino Dese, è stato colpito alla schiena e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero in condizioni che non destano preoccupazioni per la sua vita. L'auto è stata posta sotto sequestro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti e di individuare gli aggressori.
E questa era Chiara Gaiani. Adesso andiamo in diretta a Treviso perché domani lo sciopero dei trasporti provocherà dei gravi disagi. Sentiamo subito Cristian Arboi con il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. A te Cristian. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a Palazzo Rinaldi, qui con me Alessandro Manera, stiamo tentando di fare il punto di quello che accadrà domani. Come sapete c'è questo sciopero proclamato da CGIL e UIL, si preannuncia una giornata di passione non solo per il trasporto pubblico locale ma soprattutto per le scuole, la sanità. Tanti genitori, tante famiglie in queste ore sono con un grosso punto interrogativo davanti. Vice sindaco Manera, che giornata sarà quella di domani? Siete preoccupati come amministrazione comunale perché poi sappiamo che le lamentele e quant'altro arrivano sempre in comune, arrivano sempre ai municipi. Sì, questo fa pensare anche alla centralità della municipalità da questo punto di vista. Sì, beh, la preoccupazione è giusta. Io credo che le sigle sindacali abbiano anche diritto di scioperare perché in molti momenti in questo Paese gli scioperi hanno portato delle rivendicazioni giuste. In questo caso io non conosco esattamente i dettagli a livello nazionale di qual è la motivazione. Io spero che venga fatto tutto con estrema cautela, tenendo conto che l'impatto può essere sui cittadini e quindi sui lavoratori stessi, perché questo deve essere importante. Io sono sicuro che lo spirito che ci lega specialmente in questo momento sia comune e quindi sono sicuro che non ci sarà bisogno di precettazioni o cose simili. Precettazioni ulteriori rispetto a quelle del trasporto pubblico locale. Senta, lei è un esponente di spicco, Manera, della Lega Trevigiana. In questi giorni abbiamo assistito al braccio di ferro fra il leader della Lega, ministro delle infrastrutture Salvini, e il leader della CGIL Landini. Come la mettiamo? Beh, mi sembra molto più soft nell'approccio. No, non sono soft perché magari non ho il suo incarico e quindi giustamente vedo le cose in maniera diversa, non tanto diversa, ma le vedo sotto un'altra prospettiva. Però diciamo che queste proteste ci sono sempre state anche quando i governi erano di sinistra, quindi quando si trovano loro dalla parte di avere delle sigle che protestavano e che scioperavano, e quindi bisogna trovare sempre una via di mezzo. Certo, lo sciopero è giusto quando tu rivendichi delle cose importanti, però dall'altra parte non puoi danneggiare delle persone che devono accedere ai servizi essenziali, tra cui sono anche i rifiuti. Quindi io spero che da questo punto di vista i sindacati lo facciano con estrema cautela, tenendo conto che poi si valuterà quali sono le rivendicazioni e quello che otterranno da questa protesta, perché dobbiamo sempre tener conto anche di cosa si ottiene rispetto alla protesta che si fa. E a proposito del suo referato all'ambiente, ci saranno disagi sul fronte della raccolta dei rifiuti? So che è già iniziata una interlocuzione con Contarine e con tutti i soggetti preposti. Ad oggi, a questo momento, non ci saranno spostamenti della raccolta differenziata, quindi no. Poi se nel corso della giornata molti aderiranno allo sciopero dovremo prendere atto e quindi riformulare quello che è la raccolta. Però io non voglio pensarlo perché, ripeto, questo porta un disagio a tutti, specialmente alle famiglie e ai lavoratori che poi subiscono questi ritardi. Grazie Vice Sindaco Alessandro Manera. Come sentite, la situazione è in evoluzione, lo scopriremo solo vivendo domani cosa accadrà di fatto. Stiamo parlando con i sindacati, con i soggetti della sanità, insomma staremo a vedere quali saranno le percentuali di questo sciopero indetto da CGIL e UIL. Per il momento ti saluto direttore, lanciando l'intervista che abbiamo realizzato poco fa io e Francesca Pezzo a Giacomo Colladonna, presidente di MOM, la società di trasporto pubblico della Marca. Nel TPL, nel trasporto pubblico locale, come sapete, è scattata la precettazione, non senza polemiche, ma questo fa dire a Colladonna che domani i disagi saranno limitati. Ma vi lascio con le parole di Colladonna. Che giornata sarà quella di domani per i trasporti nella Marca trevigiana, Presidente? Sarà una giornata in cui ci saranno degli scioperi che però sono contenuti, in quanto gli scioperi saranno dalle 9 alle 13. Sono salvaguardate le fasce orarie e quindi dalle 12 il servizio sarà regolare. Io credo che non avrà un impatto importante perché le scuole sono garantite, gli studenti andranno a scuola e andranno a casa. Ci sarà solo un momento di sciopero nelle ore di morbida e quindi le problematiche saranno non consistenti ma
sono accettabili. Quindi lei non prevede nessun caos, almeno dal punto di vista dei trasporti? Io penso proprio di no, perché il sciopero fatto dalle 9 alle 12 è uno sciopero che comunque crea dei disagi, ma non assolutamente per la grande parte dell'utenza di MOM. Avete un sentore sulla percentuale di adesione? È impossibile saperlo in questo momento, sono sigle che hanno deciso di fare lo sciopero, altre hanno deciso di no, quindi in questo momento è difficile, impossibile quantificare le corse che salteranno. È scattata la precettazione, questo ha creato, ingenerato tante polemiche, è stata giusta questa decisione? Allora, la precettazione deriva da un garante che ha deciso che lo sciopero, così come è stato indetto, ha delle problematiche. Quindi secondo me è corretta la precettazione, è corretto anche quello che ha fatto il Ministro, salvaguardando comunque il diritto allo sciopero da parte dei lavoratori. E vediamo come andranno le cose domani a Padova, secondo le previsioni. Domani a Padova ci sarà la manifestazione regionale organizzata dai sindacati. Sentiamo Chiara Gaiani. L'appuntamento è alle 9 alla stazione ferroviaria, da dove il corteo partirà diretto verso Piazza Antenore, dove davanti alla prefettura si terranno i comizi a partire dalle 10:30. Si terrà a Padova la manifestazione regionale nel giorno dello sciopero nazionale del comparto pubblico, istruzione e ricerca, igiene ambientale, poste e consorzi di bonifica, proclamato da CGIL e UIL. Alla manifestazione hanno aderito anche gli studenti di UDU e della rete degli studenti. Dopo giorni di tensione per i mezzi pubblici è scattata la precettazione con lo stop limitato dalle 9 alle 13. Lo sciopero è indetto contro la manovra del governo che non ferma l'impoverimento di lavoratori e pensionati. Tagli pesanti, sottolineano i sindacati, sono previsti anche a regioni e comuni con una riduzione dei trasferimenti che per il Veneto sarà di circa 28 milioni di euro. Allora, vediamo le polemiche che riguardano ovviamente la manovra. Lo sciopero è stato proclamato proprio per protestare contro la manovra e i sindaci sono comunque alle prese con i loro bilanci comunali. Vediamo in regia con Italo Morao e Mattia Pizzaia, andiamo sul sindaco Conte che parla di un taglio di 100 milioni e ovviamente le amministrazioni comunali, non soltanto quelle del Veneto, sono in grosse difficoltà perché molti fondi, molte risorse sono state appunto tagliate. Sentiamo Mario Conte. L'ho sentito anche questa mattina, ci sentiamo spesso in questo periodo. L'ho ringraziato innanzitutto per questo primo segnale incoraggiante per i comuni e gli ho anche chiesto di continuare a dialogare, perché se il dialogo porta a questi risultati significa fare buona politica. Il Ministro? Il Ministro come sempre si è dimostrato molto disponibile. Telefonata tra il presidente ANCI Veneto e il ministro Giorgetti dopo la cancellazione del taglio di 100 milioni di euro per i comuni e 50 milioni per le città metropolitane e le province approvate in Commissione Senato. Questi erano i fondi stanziati nel 2021 per l'annualità 2023, che erano in bilico anche quelli, che sarebbero stati quasi retroattivi, quindi capite le difficoltà poi per gli enti locali, però questi sono stati messi al sicuro. È stato accolto il grido d'allarme dei sindaci e la risposta arrivata dal governo incoraggiante perché, continua Conte, consente di guardare ai servizi essenziali per i nostri cittadini con serenità. Un primo passo, ma il dialogo e soprattutto le richieste degli enti all'esecutivo continuano. Adesso, sempre attraverso il dialogo e il confronto con il governo, lavoriamo per le future annualità, quindi 2024-2025, perché ovviamente la nostra programmazione si sviluppa nel triennio e abbiamo bisogno di garanzie. E qui è andata bene perché il taglio di 100 milioni è stato cancellato dal governo, rimangono però grossi problemi nei bilanci comunali. Sentiamo sempre a Treviso le opposizioni all'attacco sull'aumento dell'addizionale IRPEF perché c'è poco da fare, se mancano le risorse i comuni devono per forza aumentare le imposte locali. Sentiamo il capogruppo del PD Pelloni che parla di vergogna.
È un aumento vergognoso. Proprio ieri il comune di Padova è passato da una tassa piatta a un'aliquota progressiva, come era fino a ieri nel comune di Treviso. Conte non ci dica che salva il sociale quando va a salvare il sociale facendolo pagare alle famiglie con redditi più bassi, ai redditi medi e bassi. Fino a ieri l'addizionale di 0,8% la pagavano le persone che avevano un reddito superiore a 55.000 euro. Da oggi la pagano quelli che hanno un reddito superiore a 16.000 euro. È una vergogna. In una situazione in cui già le famiglie fanno molta fatica, i rincari energetici e i rincari del carrello della spesa stanno mettendo in difficoltà le famiglie trevigiane, proprio in questo momento si decide di andare ad aumentare le tasse a tutti, ma soprattutto proporzionalmente alle famiglie più in difficoltà. Con questo provvedimento si andrà a prelevare almeno 200 euro a nucleo familiare. Questo era Stefano Pelloni del Partito Democratico, una dura presa di posizione dell'Associazione dei Costruttori Edili di Venezia che si schiera accanto alle forze dell'ordine, l'ANCE quindi, dell'ordine contro gli episodi di illegalità nei cantieri. Secondo il presidente Salmistrari, certe pseudo imprese vanno espulse dal mercato. Le irregolarità scoperte dal nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro in alcuni cantieri del Veneziano confermano, secondo l'ANCE, quanto da tempo denunciato dall'Associazione dei Costruttori Edili. Quello che per la delicatezza e l'intrinseca pericolosità di alcune lavorazioni richiederebbe particolare qualificazione e competenza, si rivela invece un settore aperto, nel quale chiunque può improvvisarsi operatore senza che vi sia alcun filtro o selezione d'ingresso. Benvengano dunque i controlli delle forze dell'ordine, degli altri enti preposti, benvengano le sanzioni anche pesanti che colpiscano chi si rende responsabile di violazioni così grandi a regole fondamentali e per questo merita di essere espulso dal mercato. Nel mirino dell'associazione guidata a Venezia da Giovanni Salmistrari c'è la nascita incontrollata di quelle che vengono definite pseudo-imprese, prive di qualunque professionalità o affidabilità, che prosperano sul mancato rispetto delle regole, prima e tra tutte quella sulla sicurezza sul lavoro o sul trattamento dei lavoratori. ANCE Venezia, con i propri enti bilaterali, è in prima linea, sempre sia sul fronte della formazione per la sicurezza, sia sulla visita nei cantieri, per assistere le imprese e verificare insieme a loro l'assoluto rispetto delle normative in materia di sicurezza. Un impegno che nell'ultimo anno ha visto 445 visite nei cantieri di tutto il territorio dell'area metropolitana di Venezia, isole della Laguna incluse, 337 corsi di formazione e oltre 3.200 ore di formazione erogate con più di 2.600 persone formate. Servizio di Filippo Fois, torniamo a Treviso perché Cristian Arboit è in compagnia del sindaco Mario Conte che sta seguendo con molta attenzione, con l'apprensione che accomuna tutti noi la vicenda dei due ragazzi scomparsi. A te Cristian. Sì, buongiorno di nuovo direttore, mi trovo con Mario Conte. Partiamo da qui, da questa apprensione, da questa ansia, da questa angoscia che sta avvolgendo il Veneto per le sorti di Giulia e Filippo. Sì, porto la vicinanza alle famiglie, agli amici che ovviamente stanno vivendo giorni di grande apprensione. Lo stiamo vivendo anche noi, nel senso che tutte le istituzioni si sono messe a disposizione per collaborare nella ricerca dei due ragazzi. Insomma, noi continuiamo a essere fiduciosi, a sperare che ci sia poi un finale che possa far tornare il sereno per le due famiglie. Nel frattempo davvero voglio portare tutta la mia vicinanza personale, anche dell'amministrazione, alle famiglie per questi giorni che sono particolarmente complicati, e un ringraziamento va a tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le protezioni civili, le polizie locali che stanno facendo un grandissimo lavoro di ricerca. Al momento però ancora non ci sono aggiornamenti, siamo tutti decisamente preoccupati. Una vicenda che interroga da tutti i punti di vista, anche proprio sullo stato di salute dei nostri giovani. Lei, sindaco, più volte si è occupato di nuove generazioni, anche invocando un intervento maggiore da parte delle istituzioni centrali del governo. Qui serve davvero una task force per le nuove generazioni, per occuparsi delle nuove generazioni. Sì, proprio questa mattina ho incontrato delle classi di giovani di due istituti proprio per
intanto non ripetere l'errore del passato dove la politica parlava di giovani ma non parlava con i giovani. Ecco, io con i giovani ci voglio parlare, dopodiché ci sono delle questioni che non riguardano soltanto i giovani, insomma il periodo stressante che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, caratterizzato da grande negatività, angoscia, preoccupazioni per le due guerre che stanno caratterizzando l'Europa e il mondo, insomma sono periodi difficili dove la tenuta mentale è messa a rischio e quindi dobbiamo guardare i nostri amici, i nostri vicini, le persone della nostra comunità con occhi diversi e tutti pronti ad aiutarci, senza giudicare ma aiutarsi. E l'appello che faccio anch'io ai due ragazzi è di, se possibile, di ritornare, di mettersi in contatto, perché poi ad ogni problema c'è una soluzione. Se la si affronta insieme le soluzioni sono anche più facili da ottenere, quindi insomma io mi appello a tutte le persone che stanno vivendo momenti di difficoltà di non sentirsi soli, di mettersi in contatto con le persone e con gli enti, perché le soluzioni si trovano a tutto. Grazie Sindaco per questo messaggio. Direttore, ti restituisco la linea da Palazzo Rinaldi. Grazie molte a Cristiano Rabotti, al Sindaco di Treviso ed è Presidente dell'ANCI del Veneto, che raggruppa tutti i sindaci del nostro territorio. Vediamo, prima di andare in pubblicità per 1 minuto e mezzo, un titolo del mattino, della Tribuna di Treviso. La Tribuna di Treviso, l'ambasciata italiana in Austria, ai consolati, massima attenzione, Filippo conosce bene questi monti. La Fiat Punto Nera è stata, come vi abbiamo detto in apertura, avvistata vicino al confine austriaco, potrebbe avere varcato il confine ed essere entrata in Austria oppure potrebbe essere rimasta in Valpusteria, perché sono luoghi, quelli di San Candido, di Dubbiaco, delle Tre Cime di Lavaredo, che Filippo Turetta ama molto. Andiamo in pubblicità. Ancora nessuna notizia a 5 giorni dalla loro scomparsa di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta. Andiamo di nuovo in diretta da Valentina Visentin. Sì, infatti ci siamo spostati da Torreglia, direttore, siamo arrivati qui a Teolo, dove è alla caserma dei Carabinieri, perché i genitori di Filippo Turetta sono qui all'interno della caserma. Molto probabilmente sono venuti a fornire ulteriori informazioni dopo la consegna del computer che hanno effettuato ieri sera, quindi potrebbero emergere ovviamente ulteriori dettagli. Li aspettiamo all'esterno nella speranza che poi possano rilasciare delle dichiarazioni e delle ulteriori appelli finalizzati ovviamente a ritrovare i ragazzi, mentre si susseguono anche le notizie della fuga dei ragazzi, dell'auto che potrebbe essere diretta anche oltre confine. Ma adesso per il momento la notizia, la conferma è che i genitori di Filippo sono all'interno della caserma e quindi sono attese delle nuove informazioni magari per le prossime ore. Per il momento è tutto, ovviamente se ci sono novità noi vi richiederemo la linea. Grazie molte Valentina. Intanto vediamo alcune dichiarazioni di un cugino di Giulia che la descrive così, vediamo. È la persona più buona che io conosca e vi dico solo che lei appena, prima di studiare faceva l'animatrice del Grest di Saonara. Quando ha iniziato a studiare contemporaneamente lavorava come animatrice di feste per bambini, faceva la trucca bimbi con una sua amica, è dolcissima e quando finiva di laurearsi adesso si è iscritta in Reggio Emilia per fare proseguire il suo studio però alla Comics per diventare una fumettista per bambini, quindi insomma spero che lei ce la possa fare e che diventi la persona buona che è. Ecco, davvero tutti concordano nel ritrarre Giulia, questa ragazzina di 22 anni, ma ragazzina che ha studiato molto e oggi avrebbe dovuto laurearsi, come una persona estremamente generosa, molto buona, altruista, molto mite, che addirittura si preoccupava delle ansie, dei tormenti di Filippo dopo la loro
dopo che avevano deciso di lasciarsi. Filippo non ha accettato la fine di questa relazione ed è stato molto insistente, ha continuato a chiamarla, a sollecitarla, a voler uscire ancora con lei, tanto è vero che la sorella Elena ha detto: io le avevo sconsigliato di continuare a vederlo, probabilmente perché aveva notato nel ragazzo un atteggiamento non del tutto tranquillo. Succede in questi casi, quando non si accetta che una relazione finisca. Vedremo se arriveranno notizie mentre siamo in onda, notizie positive, speriamo, ma man mano che passano le ore davvero la preoccupazione aumenta e si teme, in questi casi si teme sempre il peggio. Torniamo alla cronaca, non alla cronaca nera, ma alla cosiddetta cronaca bianca. Diamo sempre notizie sul degrado e questa volta parliamo di erbacce, disordine in via Piccini a Bassano del Grappa, nell'area ex Bozzola. Vediamo la segnalazione di una telespettatrice, uno delle tante persone che scrivono, segnalano di servizi e quant'altro a Rete Veneta. Vediamo. Buongiorno Rete Veneta, sono una vostra ascoltatrice. Qualche anno fa vi avevo contattato per il degrado che c'è in via Isabella Piccini, nello stabile ex Bozzola, e si era risolto con una gran pulizia del verde e la chiusura dell'accesso agli appartamenti. Inizia così la segnalazione alla nostra redazione di una telespettatrice che si firma e lascia il suo contatto aggiungendo alla mail un video piuttosto eloquente. Queste le immagini di via Isabella Piccini in questi giorni, una sorta di selva oscura sommersa di erbacce. 2 anni fa, dopo la prima segnalazione, tutto era tornato alla normalità e, scrive la telespettatrice, l'assessore Viero mi aveva risposto che la pulizia sarebbe stata fatta un paio di volte l'anno, ma non è stato così. Preoccupata, la telespettatrice aggiunge: siamo in una via di Bassano con molte criticità, soprattutto quando piove, si formano delle pozzanghere d'acqua, sembrano piscine, tombini otturati. Mi fa arrabbiare il fatto che per risolvere le indecenze in città dobbiamo sempre contattare voi di Rete Veneta. Siamo in un luogo che è alla vista di tutti, vicino al distretto sanitario, al Dipartimento Prevenzione e in più a fianco c'è un asilo nido. Confido sempre in voi che con la vostra gentilezza riuscite a far vedere quel che il comune non vede. Le immagini parlano da sole e sicuramente le mostreremo all'amministrazione, in particolare all'assessore Viero, affinché la situazione venga presa in carico al più presto possibile. E questa era Chiara Gaiani da Bassano del Grappa. Vediamo adesso, sempre stiamo nell'Alto Vicentino, lavori di sistemazione nel sacrario di Asiago. È stata affidata la progettazione, ma l'avvio dei lavori è ancora lontano. Ci racconta tutto Monica Smiderle. Il sacrario di Asiago continua a rimanere chiuso. La perizia antisismica ha messo in evidenza i rischi legati alla stabilità della struttura, che necessita di interventi di messa in sicurezza e di sistemazione. Ma i tempi della burocrazia ci mettono sempre lo zampino e così intanto si è dovuto dire addio alla tradizionale cerimonia del 4 novembre. Solo una fugace deposizione di una corona d'alloro per rendere onore agli oltre 54.000 caduti italiani e austro-ungarici del primo conflitto mondiale. Pensiamo ai ritardi enormi, no, del funzionamento dell'apparato pubblico, dove ci sono milioni di euro che rimangono fermi, non applicati a causa della lentezza del percorso burocratico amministrativo. Ecco che è notizia di questi giorni l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, che ci fa ben sperare sulla prosecuzione anche celere dei lavori di progettazione che dovranno dopo culminare in una gara d'appalto per finalmente dare corso a quei lavori che sono oramai improcrastinabili. A disposizione ci sono 7,5 milioni di euro. La progettazione è partita, ma l'avvio dei lavori che porteranno alla riapertura del sito è ancora molto lontano. I caduti chiedono rispetto. Chi è morto per la patria non può essere nuovamente vittima del sistema.
Allora adesso vediamo il futuro dell'ex caserma Fantuzzi. Qui siamo a Belluno, che è appeso ad un filo. Il demanio chiede in cambio la permuta con i palazzi che ospitano la sede della prefettura e della questura. I sindaci sospendono il giudizio e i tempi per qualsiasi progetto rischiano di diventare biblici. Ci dice tutto Tiziana Bolognani. Si è sperato di vedere entro l'anno perlomeno una bozza di progettualità sull'ex Fantuzzi, ma anche il 2023 andrà in archivio con l'amaro in bocca e una coda di polemiche sul futuro degli spazi del quartier generale della gloriosa Brigata Cadore. In attesa di una nuova sede c'è la questura che da anni conta di potersi trasferire con tutte le sue specialità. Ci sono anche le scuole come il Liceo Galilei e, perché no, anche la BIM GSP, che all'ex Fantuzzi potrebbe trovare adeguata collocazione anziché sprecare suolo pubblico a Levego, dove l'area oggetto di interesse potrebbe essere destinata a nuova residenzialità. Il recupero dell'ex Fantuzzi è nel piano di assetto territoriale del comune di Belluno, che ha avuto il via libera dalla provincia pochi giorni fa, ma iter e richieste del demanio rischiano di far saltare i nervi. Il demanio tramite la prefettura cerca di entrare nella disponibilità del Palazzo dei Rettori e della questura per poi implementare lì le loro attività. In cambio darebbero la Fantuzzi con un progetto che ne prevede appunto la sua organizzazione. Tutto facile? Per nulla, perché senza accoglimento della proposta di permuta fatta dal demanio alla provincia e senza i finanziamenti per il recupero dell'ex Fantuzzi, lo Stato non muoverà foglia. Qui si apre il confronto tra i sindaci se sia più utile immaginare di avere un immobile, la Fantuzzi, sistemato come lo desiderano i sindaci o comunque la provincia o comunque anche il comune di Belluno, da destinare ad attività concrete nell'interesse di tutti. C'è chi ritiene invece che il Palazzo dei Rettori sia un gioiello che debba rimanere in mano della provincia. Io non lo so, francamente il palazzo è lì e rimarrà sempre per quella funzione. E allora Palazzo Piloni ci va con i piedi di piombo. Cedere al demanio Palazzo dei Rettori e Questura vorrebbe dire rinunciare a 260.000 euro di affitti all'anno. Se il tema sono quei soldi, manco dovevamo iniziare la procedura, manco dovevamo sederci al tavolo. No, quei soldi ci servono, ce li teniamo. Secondo me invece i sindaci, la provincia dovrebbe fare un ragionamento un po' più ampio. Non credo che non si riesca in qualche modo a recuperare risorse che vadano a sostituire quelle che andrebbero perse in altro modo, con altre modalità. Allora, restiamo sempre sulla cronaca. Blitz dei NAS e della forestale in un allevamento di maiali nei colli euganei. Qui siamo nel Padovano, è stato temporaneamente chiuso. Valentina Visentin. Carcasse di maiali bruciate in condizioni igieniche e sanitarie precarie. Dopo i controlli dei carabinieri del NAS e della forestale insieme ad un medico veterinario dell'USL 6 è stata disposta la chiusura per un allevamento nella zona dei colli euganei. Si tratta di un'impresa agricola di allevamento di suini con laboratorio di prodotti. Molte le irregolarità riscontrate, dallo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi con resti di animali bruciati a terra alla detenzione illecita di confezioni di farmaci veterinari che sono stati sequestrati e poi la mancata gestione dei sottoprodotti di lavorazione delle carni. L'allevamento, trovato inoltre in condizioni igieniche non adeguate, è stato chiuso fino al ripristino delle condizioni necessarie. Il titolare è stato sanzionato con una multa di oltre 6.000 euro e denunciato. Allora, tra poco ci collegheremo di nuovo con Vigo Novo perché abbiamo delle novità. C'è una nuova intervista alla sorella di Giulia, ma vediamo un video che riguarda il Chi l'ha visto di ieri sera. Se ne è occupata Federica Sciarelli dei due giovani scomparsi. Fatemi dare un'occhiata per vedere di che cosa si tratta, perché è stato appena messo in rete. Vediamo le dichiarazioni shock in diretta TV. Sentiamo di cosa si tratta. A Cecchettin e Filippo Turetta si sta occupando anche Chi l'ha visto, il seguitissimo programma in onda su Rai 3. Del caso se ne è parlato molto nella puntata di ieri, mercoledì 15 novembre 2023. Filippo deve capire che è ora di fermarsi. Non ho disdetto la sua festa di laurea, ha detto il padre della ragazza in diretta. Qualcuno ha visto la Fiat Grande nera di lui, con il cofano molto ammaccato, ha dichiarato poi Federica Sciarelli, lanciando un accorato appello al suo pubblico. L'auto guidata da Filippo Turetta ha il cofano ammaccato dalla grandine della scorsa estate in Veneto. Particolare non di poco conto,
che può rivelarsi decisivo ai fini della ricerca dei due ragazzi. Noi siamo convinti che i ragazzi siano ancora vivi, stiano bene, vogliamo che ritornino da noi. Mi rivolgo soprattutto a Filippo. Mettiti la mano sul cuore e ritorna. Riportaci Giulia, ha dichiarato ai microfoni di Chi l'ha visto? Gino Cecchettin, il papà della 22enne di Vigonovo, scomparsa assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. E in queste ore è arrivata una testimonianza importante. Ho sentito urlare un litigio. Il racconto di un vicino di casa di Giulia Cecchettin sulla sera della scomparsa in diretta su Rai 3. Cos'è successo dopo? Toccherà agli inquirenti fare chiarezza. Su internet esce di tutto, no? Questo sembrava un avatar, non so se era una produzione dell'intelligenza artificiale, ma in ogni caso è uscito, escono tanti documenti di questo genere, vanno sempre visti prima, qui riepilogava dando per dichiarazioni shock, che non c'era nessuna dichiarazione shock, ma questo passa alla rete oggi. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito. Andiamo subito in diretta a Vigonovo perché c'è l'avvocato della famiglia di Giulia Cecchettin. Sentiamo cosa sta dicendo. Anche noi in trepidazione, certo che più le ore passano più la preoccupazione aumenta esponenzialmente. E neanche sul DNA il confronto? No, sappiamo nulla. No. Ma d'altronde è anche, come dire, comprensibile che insomma, in questa fase chi sta indagando lo faccia in maniera assolutamente riservata, perché ogni cosa detta in maniera sbagliata o che possa fuoriuscire in maniera sbagliata potrebbe creare dei danni irreparabili alle indagini e non andrebbe bene. La domanda che ci si continua a porre è quanta autonomia può avere quest'auto? Dipende quante volte ha fatto rifornimento, se ha fatto rifornimento, perché è un'auto che con un pieno non ho idea, per avere 800-900 km non ne ho idea, ma se è riuscito a fare rifornimento, se ne aveva dietro con sé, per esempio, da poter utilizzare senza doversi fermare, sono tutte ipotesi che si possono fare, ma non vorrei neanche che volassimo neppure tanto con la fantasia, francamente. Ci sono stati dei prelievi o dei pagamenti elettronici o stanno pagando? Non lo so, che sappia io nel senso non ho questo tipo di informazioni, non posso dire né no né sì. Lei sicuramente ha anche detto che non è che ha detto che insomma è stata tenuta contro la sua volontà, non sapete. No, la convinzione della famiglia è quella che lei sia trattenuta contro la sua volontà. Questo è evidente perché dal primo momento in cui il babbo ha denunciato la scomparsa ha detto che lei non si sarebbe mai allontanata volontariamente. Quindi su questo voglio essere categorico, lei non può essere scappata da sola per fare una fuga di qualsiasi tipo. La ragazza è fuori casa contro la sua volontà, questo sento di assumermi la responsabilità di poterlo dire. Dopodiché cercheremo, quando li avremo trovati, di capire la genesi di questo fatto e poi le eventuali responsabilità. Ma io sono ancora fiducioso che si possa risolvere bene la vicenda. Io la speranza certamente non la perdiamo, nella consapevolezza che è una situazione comunque molto preoccupante. Avvocato, Scusi, sono stati fatti dei prelievi di tipo biologico ai familiari per confrontare? No, che sappia io, come ho detto prima, è un dato di cui non sono in possesso, quindi non posso né confermare né smentire, non lo so. Un altro elemento sono le ricerche, perché si stanno concentrando in certi punti? Questo dovrebbe chiederlo a chi sta facendo le indagini, francamente non lo so. Non so dirlo. Grazie a voi. Questo era l'avvocato Tigani, avete visto, intervistato dai giornalisti, ha escluso che possa essere stata una fuga volontaria di Giulia, che è stata tra l'altro sentita urlare proprio all'interno della macchina in cui c'era l'ex fidanzato Filippo, quindi qui siamo di fronte a, se non a un sequestro vero e proprio, a un'aggressione e alla una violenza, perché di questo si è trattato evidentemente, cioè di un ragazzo che impedisce alla sua ragazza di tornare a casa e parte con questa punto nera con cui poi ha fatto un percorso lunghissimo, sempre che poi al volante ci fosse lui e non
che non si sia trattato di un furto di un'auto. Beh, insomma, davvero siamo in una situazione in cui ogni pista è valida, ma come diceva l'avvocato della famiglia di Giulia Cecchettin, ovviamente con il passare delle ore aumentano fortemente le preoccupazioni per la sorte di questi due giovani. Andiamo avanti ancora con altre notizie di cronaca. Non si arresta la mobilitazione degli studenti universitari a Padova, dove peraltro oggi Giulia avrebbe dovuto discutere la laurea. Dopo Scienze Politiche 2 settimane fa e il polo umanistico Beato Pellegrino, l'occupazione si è allargata ieri pomeriggio al Liviano. Al centro della protesta il sostegno alla Palestina, ma anche altri temi legati alla condizione degli universitari. Una parte di universitari con queste manifestazioni pretendono che il rettorato prenda le parti della Palestina con una nota ufficiale, cosa che il rettorato ovviamente non ha deciso di fare. Importante risultato per l'azienda ospedaliera, e siamo sempre a Padova, secondo ospedale in Italia, ad aver trapiantato cellule di pancreas. L'intervento è avvenuto lo scorso 2 novembre. Sì, a tutti gli effetti una rinascita. Infatti ho detto, devo la vita a questa cosa qua, a loro, tutte l'equipe che ha lavorato, perché per me è veramente, sto metabolizzando adesso di quello che mi sta succedendo di positivo. Cristiano Pagnucco è il primo trapiantato in Veneto di cellule pancreatiche. Il signor Cristiano combatte con il diabete di tipo 1 da quando ha 20 anni. Ora, grazie all'operazione realizzata a Padova, comincia una nuova vita. L'azienda ospedaliera di Padova è il secondo centro in Italia specializzato in questo tipo di trapianti. Allora andiamo in diretta di nuovo, c'è la sorella di Giulia, Elena, che sta parlando con i giornalisti. Sentiamo, stava parlando, adesso non la vedo più, vabbè, la vedremo perché la stavamo riportando, vediamo se riusciamo a recuperarla. Ovviamente in questi giorni di continue dirette abbiamo anche dei problemi tecnici ogni tanto. Vedo che c'è di nuovo in collegamento Ilaria Marchiori. Va bene. Allora, vediamo l'allarme del direttore della CIA del Veneto, che aveva spiegato come a causa dei cambiamenti climatici il radicchio di Treviso nei prossimi anni potrebbe scomparire. Oggi la replica del consorzio, prodotto che non è assolutamente a rischio. Sentiamo Francesca Bozza. Il radicchio di Treviso non è assolutamente a rischio di scomparire dalla zona. Va dritto al punto il presidente del consorzio Radicchio di Treviso nel replicare alle parole del direttore CIA Veneto Antonini, che parlando delle colture a rischio a causa dei cambiamenti climatici aveva tirato in ballo proprio il radicchio, prodotto che invece, spiega Tosatto, è ben radicato nel territorio, che non rischia di sparire per le variazioni meteorologiche né tantomeno di vedere la produzione spostata altrove. La selezione del seme del radicchio di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco viene fatta da selezione massale. Quindi viene fatto anno dopo anno, e le piante che vivono le problematiche agronomiche legate al cambiamento climatico passano il patrimonio genetico al proprio seme, cercando di risolvere il cambiamento climatico. Da 1 anno e mezzo siamo partiti con un progetto, aggiunge Tosatto, mettendo attorno ad un tavolo tutti i nostri produttori di seme, cercando di dare loro le conoscenze giuste per risolvere naturalmente le problematiche che arrivano dai cambiamenti climatici. In tal senso già in questo momento sono stati sviluppati dei semi di radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco che vanno in questa direzione. Che riescono ad arrivare con forme disciplinare buoni come il radicchio di Treviso, che per esempio un cambiamento climatico classico è che manca il freddo, ok? Buono lo stesso anche se non arrivano le brine. Per quanto riguarda la produzione di quest'anno si registrano perdite intorno al 30% legate al caldo anomalo, alla mancanza di freddo e alle precipitazioni abbondanti, ma i consumatori avranno la garanzia di trovare sempre un prodotto d'eccellenza. Il consumatore, i nostri clienti, le persone che vogliono comprare il radicchio di Treviso IGP lo troveranno sempre uguale
è sempre di buona qualità perché è sempre conforme al disciplinare e questa è una garanzia che il marchio IGP può dare. Allora, tra poco avremo un'intervista a Elena, la sorella di Giulia, a meno che non si tratti invece dell'intervista integrale all'avvocato che abbiamo già sentito, ma ve lo faremo sapere tra pochissimo. Andiamo a Trieste con Italo Morao e Mattia Pizzaia in regia. Come sapete c'è stata una mareggiata devastante, tutto il litorale triestino è stato fortemente danneggiato, soprattutto nella zona della Barcola, e sono previsti interventi di rafforzamento del litorale. Vediamo. Di una certa dimensione che va bene. Ecco l'immagine più suggestiva di quello che potrebbe essere il futuro di Barcola. 7-8 baie protette da scogliere con all'interno spiagge di ghiaia e a terra luoghi dove realizzare locali o strutture a servizio della balneazione o dello sport. È la prima bozza del progetto per la nuova linea di costa, presentata dall'assessore alla protezione dell'ambiente della regione Fabio Scoccimarro insieme al sindaco Roberto Di Piazza e al presidente della Camera di Commercio Antonio Paoletti in una conferenza che Tele4 ha trasmesso in diretta dal Palazzo della Regione di Piazza Unità. Sono stati i tecnici e i progettisti di Metro Area a entrare nel vivo delle soluzioni possibili per Barcola, un progetto che affonda le sue radici già nel periodo di presidenza della provincia dello stesso Scoccimarro e che ha cominciato a prendere forma nel marzo scorso, ben prima dunque delle mareggiate che hanno devastato il nostro lungomare a inizio novembre. È un'idea accarezzata da tanto tempo che però non è mai stata così d'attualità come adesso. Certo, un anno fa abbiamo messo le risorse finanziarie e poi abbiamo dato un incarico a un pool di professionisti che hanno prodotto una bozza che oggi presenteremo. Vogliamo condividerla con la cittadinanza, con tutti i prodotti di interessi, con il sindaco, con le categorie, una sorta di piramide rovesciata dove gli interessi appunto di chi vuole portare avanti questa iniziativa si sposino con gli interessi della città e di tutte le categorie. Il progetto, ha spiegato l'assessore, vuole coniugare l'esigenza di mettere in sicurezza la costa con l'ampliamento dell'offerta di bagni liberi per i triestini e per i turisti. La Regione intende procedere in accordo con il Comune, cui compete tutta la parte a terra del piano, compresi i nodi della viabilità e dei parcheggi. Avevamo deciso in marzo di allargare la linea di costa, dopo quello che è successo qualche settimana fa, mai come adesso è attuale, per cui spieghiamo ai cittadini, porteremo la pineta di Barcola come concetto, che era stata fatta con le macerie della seconda guerra mondiale, la porteremo fino ad Asticco, per cui ci sarà un allargamento della costa, naturalmente i bagni topolini nuovi fatti dagli americani che scompariranno ma li faremo nuovi, e dopo l'allargamento anche delle strade, che adesso sai che d'estate c'è sempre il problema dell'intoppo quando si rientra, per cui una cosa molto importante. Un progetto di ampio respiro che dovrebbe procedere a lotti e vedere la prima pietra nel 2026. Allora, sempre in attesa di interviste esclusive sul caso dei due ragazzi scomparsi, vediamo i lavori di una trentina di artigiani locali che si fanno ammirare da triestini e turisti negli spazi della stazione ferroviaria. La mostra, promossa da Confartigianato, siamo sempre a Trieste, resterà allestita fino al 31 dicembre, servizio di Laura Buccarella. Artigiani fuori dai binari è il titolo della mostra che Confartigianato ha dato a questa edizione, che ci ospita in Stazione Centrale, una sede atipica per una mostra, ma una sede che ha un senso. Da qua partono migliaia di persone, arrivano migliaia di persone, e quindi abbiamo ritenuto che sia la sede, la location ideale per far esporre a 30 imprese artigiane, a 30 vere imprese artigiane di questa città, i propri prodotti, frutti di passione, frutti di lavorazione. Abiti, gioielli, manufatti decorativi e molto altro ancora. La stazione ferroviaria ospita gli artigiani fuori dai binari, mostra promossa da Confartigianato. Allestita fino al 31 dicembre, l'esposizione farà conoscere a un pubblico di triestini e di viaggiatori la sapienza di ben 3 generazioni di artigiani locali. In questa mostra sono esposti manufatti prodotti nei laboratori di artigiani del territorio triestini. Sono varie specialità e ci sono artigiani di 3 generazioni in questi laboratori. Abbiamo l'artigiano più datato che ha 90 anni trascorsi ed è in attività, e più giovane che ha
quasi 30. Quindi abbiamo veramente un concentrato di ingegno artigiano che sarà esposto sino al 31 dicembre nella stazione centrale di Trieste. Quindi veramente un invito di cuore a tutti di venire a verificare, a toccare con mano, perché gli artigiani saranno qua presenti a illustrare i prodotti, quello che le nostre botteghe riescono a fare in questa città. Allora, andiamo in diretta, vediamo l'intervista che adesso in onda. Fammi vedere, Italo, vai su questa, la vediamo. Guarda Elena, ti chiedo solo una cosa. Oggi è una giornata ancora più particolare per voi, il giorno della laurea di Giulia. Questa mattina comunque erano lì, l'aspettavano e il papà ieri ha detto che non avrebbe annullato il rinfresco. Sì, cioè nel senso noi speriamo sempre che ritorni e cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Elena, ascolta, tu hai detto delle cose di Filippo, quello che ti aveva detto Giulia, lui insomma lo descriveva come pressante, qual è la tua idea? Io non ho un'idea, nel senso che tutti continuano a chiedermi cosa ne penso, cioè nel senso io non penso che lui fosse una persona cattiva e nel senso se ha sbagliato penso che possa anche rimediare al suo errore, io non... Nel senso spero che ci stiamo sbagliando tutti e che non sia come pensiamo, ecco. Sì. Sei disposto a perdonarlo? Non lo so, cioè io non lo so, non posso dire nulla a riguardo finché non so cosa è successo. Non posso dire nulla a riguardo fino a quando non so cosa è successo, davvero. Ci dispiace per tutta la famiglia, anche per la sorella, la giovane sorella Elena che si trova in una situazione difficile in cui è difficile anche dare risposte. I giornalisti fanno il loro mestiere, però dobbiamo appunto, come siamo solito fare, sempre fare questo mestiere con grande rispetto delle persone che sono protagoniste, sia pure indirettamente, di questo dramma. E quindi grazie a tutta la famiglia, alle famiglie, per la loro disponibilità con la stampa. È tutto per oggi, ringrazio ancora Italo Morao e Mattia Pizzaia in regia. State sulle nostre reti perché ovviamente stiamo seguendo minuto per minuto la scomparsa di Giulia e di Filippo, e quindi siamo sempre pronti a darvi in tempo reale qualsiasi tipo di novità. Grazie, buona giornata, arrivederci.